Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la puntata di stamattina potremmo intitolarla Scacco allo zar. Scacco allo zar proprio da parte di chi nella narrativa mainstream sarebbe il sodale, il socio in affari, se non il fido esecutore dello zar medesimo, niente meno che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quindi in questo senso oggi è anche l'ennesima disfatta del mainstream. Ma andiamo con ordine. Ieri è stata una giornata importantissima per quanto riguarda il fronte, la guerra in Europa, il tentativo dell'amministrazione americana di arrivare a una quadra negoziale, perché a Jeddah, in Arabia Saudita, luogo non casuale perché è sempre più evidente come Trump stia saldando il dossier russo-ucraino al dossier medio orientale e come facendo dell'Arabia Saudita il perno fisico che ospita i negoziati, sta anche resuscitando e implementando l'ottica degli accordi di Abramo in chiave anti-iraniana, quindi Ayatollah nell'angolo in Medio Oriente. Ma al di là di questo, la quadra ottenuta ieri tra Stati Uniti e Ucraina è importantissima. La proposta che è sul tavolo è un mese di tregua, di cessate il fuoco, nel corso del quale iniziare a imbastire i colloqui effettivi con l'obiettivo della pace duratura, la revoca immediata della sospensione degli aiuti militari e della condivisione delle informazioni di intelligence da parte americana verso Kiev. Quindi già adesso, mentre si sta ancora combattendo perché non si conosce la risposta della controparte russa, gli Stati Uniti sono tornati a sostenere Kiev con gli aiuti militari e l'intelligence, segno che la famosa sospensione era né più né meno che uno strumento negoziale di Trump per portare l'Ucraina all'interno del suo schema, non per mollarla. E poi c'è l'intesa per concludere il prima possibile l'accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Ucraina, le famose terre rare, che soddisfano due esigenze fondamentali per Trump. Anzitutto gli permettono di dire al suo elettorato di riferimento, al contribuente americano diffuso, all'America profonda, che reputa, come in effetti è stato, di aver speso tantissimo per il sostegno dell'Ucraina, di aver ottenuto qualcosa in cambio, e nello stesso tempo questo accordo, che se ne dica, costituisce una formidabile, seppur implicita, garanzia nei confronti di Kiev, perché è evidente che se Putin poi attaccasse ancora, attaccherebbe interessi e personale americano sul terreno, cosa che tendiamo a dubitare lo zar possa fare, perché avrà molti difetti, ma sicuramente non ha attitudini suicide. Questa è la quadra ottenuta ieri e è anzitutto una prima parziale vittoria di metodo di Trump, perché appunto ha portato Zelensky nel suo schema. Lo schema è negoziare per ottenere una pace che presidi il più possibile la sovranità e l'esistenza dell'Ucraina come Stato, che apra a concessioni. Ieri i negoziatori ucraini hanno aperto di fatto a concessioni territoriali che dovranno esserci, ma nello stesso tempo l'Ucraina potrà uscire dalla guerra e iniziare la ricostruzione con grande sostegno americano. Questa è la quadra di ieri tra Washington e Kiev, ed è appunto un primo grande successo di Trump, perché è un avanzamento nella direzione che ha in mente. L'altro formidabile punto è strategico, però non è tattico, ed è quello che ha postato, per esempio, alla fine dei lavori di ieri, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale ha detto: l'Ucraina è pronta a smettere di sparare e a iniziare a parlare. Ora starà alla Russia dire sì o no. Spero dicano di sì. Se lo faranno, allora penso che avremo fatto grandi progressi. Se diranno di no, allora purtroppo sapremo qual è l'ostacolo alla pace.
Cioè il dato di fondo è che Trump ora ha messo il cerino nelle mani di Putin. Trump ora va a stanare Putin. Nel senso che sul tavolo c'è la proposta di tregua nella quale elaborare un percorso di pace, ed è molto difficile per Putin dire no a questo primissimo livello, perché significherebbe ufficializzare che lui non vuole neanche contemplare la possibilità di un negoziato. Ricordiamo che Trump più volte in campagna elettorale dopo l'insediamento ha detto che se si ottenesse la possibilità di un negoziato di pace, Putin non si sedesse al tavolo, inonderebbe l'Ucraina di aiuti e l'aiuterebbe in modo molto più massiccio di quanto mai fatto Biden. Quindi Putin lo sa bene e ha una grossa pressione in questo momento. E soprattutto ha il cerino in mano, perché se dice di sì, ottiene il massimo ottenibile, che non è quello che voleva ottenere all'inizio, perché Putin pensava di fare la guerra lampo, annettere tutta l'Ucraina e rendere Kiev un regime fantoccio, una propaggine russa. Questo obiettivo macro Putin non l'ha raggiunto. Può scegliere di ottenere un successo parziale che poi rivenderà come grande successo, e cioè l'acquisizione del Donbass, immaginiamo, di alcuni territori ucraini. Può fare questo, oppure può dire di no, può ufficializzare che non vuole la pace, rompere lo schema Trump, entrare in una terra incognita, perché Trump è un attore imprevedibile e che ha chiarito che è interesse americano chiudere questa guerra con un negoziato. Se è Putin a rompere questa cosa, dichiara un'inimicizia verso Trump. Se lo può permettere, crediamo proprio di no. Quindi giratela come volete, oggi quello che doveva essere il portalettere del Cremlino fa scacco matto e consegna il cerino nelle mani di Vladimir Putin. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio avete ascoltato Liberamente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.